Anche quest'anno l'area fieristica di Monte Sant'Antonio a Macomer è stata la sede ottimale per la seconda edizione della Fiera della Caccia. 3 giornate di intenso confronto tra gli amanti della doppietta e gli operatori, ovvero rappresentanti di importanti marchi del settore armiero, dell'abbigliamento tecnico, della pesca e del tempo libero, che in questa occasione hanno potuto presentare le novità. Un appuntamento importante non soltanto per chi pratica la caccia, ma anche per chi opera nel settore del turismo, visto che nei 3 giorni della Kermesse, Macomer, Sant'Ulusurgiu e altri centri della zona hanno registrato il tutto esaurito nelle varie strutture ricettive. In effetti il successo di questa seconda edizione non ha deluso le aspettative degli organizzatori, superando le presenze del primo anno che aveva registrato oltre 26.000 visitatori. Sicuramente un appuntamento importante, una grande partecipazione per la nostra comunità, per la città di Macomer e per il territorio. Rappresenta un'occasione di forte promozione di quelle che sono i nostri valori, diciamo così, quindi l'ambiente, la bellezza paesaggistica, le produzioni agroalimentari, la fruizione di questo meraviglioso territorio sia con gli sport venatori sia con gli sport turistici, insomma per far conoscere le nostre risorse archeologiche e tutto ciò che noi possiamo vendere come turismo di nicchia. Chi viene qui per la caccia, per la pesca e per il tempo libero ha l'opportunità di conoscere il nostro territorio, le nostre produzioni, la nostra archeologia, che è una delle più forti di tutta la Sardegna, un contesto dove è interessante passare alcuni giorni di vacanza. Fucili, munizioni, canne da pesca, abbigliamento tecnico e non solo. Anche l'artigianato, compreso quello artistico e l'enogastronomia, espressioni della tradizione più autentica della Sardegna, hanno riscosso parecchio successo nelle 3 giornate della Fiera della Caccia. E anche il risultato della scelta azzeccata da parte degli organizzatori, che quest'anno hanno voluto ampliare notevolmente l'estensione degli spazi espositivi. Ci tengo a dire una cosa, che a differenza dello scorso anno, dove c'erano solo 2-3 padiglioni espositivi, noi abbiamo triplicato gli spazi, quindi l'impressione è proprio quella che ci sia magari meno gente, ma non è così, anzi ce ne sia molta di più dello scorso anno. Una cosa sorprendente è la presenza di moltissimi giovani. Sì, questo ci fa piacere perché i giovani sono il futuro, lo abbiamo sempre detto e lo confermiamo, quindi ben vengano i giovani e speriamo che abbiano anche voglia di occuparsi delle problematiche non solo della fiera, ma soprattutto le problematiche che a noi stanno a cuore, che sarebbero quelle venatorie. E non soltanto, poi anche le donne abbiamo visto sono sempre più numerose quelle che si dedicano all'attività venatoria. Esatto, tant'è vero che quest'anno abbiamo organizzato un raduno proprio delle cacciatrici. Si sono presentate in tante, sono sempre poche tra virgolette, però sono venute qua una ventina di persone, di ragazze, tutte cacciatrici, e l'impegno è quello, ci siamo lasciati con rincontrarci a settembre per organizzare una manifestazione dove proprio il gentil sesso si metterà tra virgolette in mostra. È senz'altro una cosa molto bella, soprattutto perché è la conferma di un successo. L'anno scorso la fiera è stata una scommessa, quest'anno possiamo dirla di averla vinta tranquillamente, perché molti gufavano, si può dire tranquillamente, che il CPA non fosse stato in grado di bissare il successo dell'anno scorso.
Quest'anno invece, grazie al tutto CPA, ma soprattutto grazie anche a Marco Pisano che ha capitanato una squadra eccezionale, siamo riusciti a bissare un successo che ormai è diventata tradizione nel panorama fieristico nazionale, e questo che avvenga in Sardegna a me fa molto piacere. Nelle 3 giornate di fiera gli stand sono stati letteralmente presi d'assalto dal gran pubblico di appassionati provenienti da ogni parte della Sardegna. La voglia di imbracciare nuovi modelli di fucili, conoscere le proposte dei settori dell'abbigliamento, degli accessori e degli strumenti è tanta. Allora, essendo il primo anno che siamo venuti qui in Sardegna alla fiera di Macomer, ci siamo presentati con i grandi marchi consueti che noi distribuiamo, che sono Browning, Winchester, Aimpoint, Cytron. Abbiamo portato sul territorio questi nuovi articoli da presentare sul mercato e fra l'altro come novità abbiamo portato in questa fiera un simulatore che è l'unico in Europa che simula perfettamente le azioni di caccia, soprattutto al cinghiale, che è uno di quella tipologia di cacce che in questo momento sta prendendo molto piede, e quindi essendo distributori di questi marchi importanti era giusto venire qui e partecipare a questa fiera con questi articoli. Abbiamo portato le novità per quanto riguarda cartucciere, foderi in cuoio e in cordura, e abbiamo portato alcuni articoli accessori per il mondo della caccia. C'è qualche novità rispetto agli anni precedenti? Sì, diciamo ci sono dei supporti che aiutano nella portabilità da fermo del fucile, ci sono degli articoli specifici che sono stati inseriti nel catalogo quest'anno, 2017. Quest'anno abbiamo presentato un articolo molto più leggero, molto più versatile e anche molto polivalente, diciamo che può andare bene per un uso da caccia specifico, ma anche da uso cittadino o addirittura trekking su medio-alto terreno, ecco, su quelle cose lì. Da parte del pubblico c'è un interesse? Sì, sicuramente c'è un interesse, perché penso che la leggerezza, la flessibilità, almeno nella nostra genere di prodotto, sia molto importante. Sicuramente il Revolver Rhino in 3,57 e 9x21, un prodotto molto innovativo, già prodotto dalla ditta Chiappa da alcuni anni, è sicuramente una sorta di rivoluzione nel mondo delle armi a tamburo, in quanto si presenta appunto con una canna, con la canna posizionata più bassa rispetto ai classici revolver. Questo consente al braccio di rimanere esattamente in linea con la canna della pistola, garantendo una maggiore precisione e soprattutto un minore rinculo al momento dello sparo. Negli spazi esterni alla rassegna fieristica ampio risalto è stato dato anche a tutte quelle altre attività sportive del tempo libero che trovano negli ambienti della Sardegna le condizioni ideali per poter essere praticate in ogni stagione dell'anno.
Mentre gli addetti alla ristorazione procedono nella cottura del tradizionale maialetta arrosto, come si conviene nelle migliori occasioni di festa, tra gli stand echeggiano i suoni dei campanacci de Zosco Rhinos, le maschere di Pauli Latino. Abbiamo portato il nostro sovrapposto 828U, che è stato prodotto nel 2015 ma è veramente ancora una novità per il mercato. E essenzialmente abbiamo le nostre serie limitate del 50° anno della Benelli, che come dice proprio il nome è il 50° anno per noi, quindi siamo orgogliosi della Benelli e dei nostri prodotti. E poi abbiamo una novità mondiale che è l'Ethos Raffaello 28 Magnum. Queste sono le novità assolute per il mercato italiano e per la fiera di Macomer. Devo dire sì che il pubblico è molto interessato, forse più orientato magari verso la caccia al cinghiale, quindi all'ungulato in genere, quindi alla caccia dell'animale di una certa misura, però comunque la canna liscia fa sempre il suo perché. Quest'anno abbiamo portato tutta una linea nuova per quanto riguarda la caccia, partendo dal calibro 12 classico, scendendo al 20, il 28 e il 410. Si chiama BR110 questa linea, che viene sviluppata sia per quanto riguarda l'acciaio che la bascula in lega leggera. In occasione del lancio di questa nuova linea abbiamo pensato di farla provare sui campi da tiro, quindi abbiamo dedicato una linea di tiro apposita appunto per provare questi nuovi modelli nel 28 e nel 410, visto che in questa terra non è ancora così conosciuto ed utilizzato questi piccoli calibri, quindi abbiamo pensato di dare l'opportunità a tutti, anche chi non ce l'ha, di poterli provare. È la prima volta che vengo a visitare la fiera, in realtà sono venuto già da venerdì perché ieri ho sparato a Narcao nell'associazione di Santa Lucia, e dove ho avuto un grandissimo successo, il primo spettacolo in Sardegna dove ho riscosso un grandissimo successo, 500-600 persone a vedere il mio spettacolo. Ecco, in cosa consiste lo spettacolo? Lo spettacolo consiste nel creare delle vere e proprie evoluzioni in volo, un vero e proprio spettacolo di tiro a volo con 500 fucilate in 30 minuti cercando di fare 500 su 500, quindi un margine di errore intorno allo 0,0%. Il tiro a volo è un'ottima disciplina per mantenere il cacciatore sempre in allenamento, ma rappresenta anche una valida alternativa all'attività venatoria vera e propria. Il bersaglio non è un animale, ma un piattello colorato che i bravi tiratori devono riuscire ad abbattere in volo. Alla rassegna di Macomer era presente anche un grande campione di questa disciplina, Luigi Lodde. Quest'anno vedo che c'è ancora più gente dell'anno scorso, tanti espositori, tante novità sia sulla caccia, sulla pesca che sull'ambiente, per cui vedo un grande movimento sempre in espansione. Sono veramente contento di essere stato qua, di rappresentare intanto me stesso come tiratore, ma soprattutto la Sardegna e l'Italia del tiro a volo. Lancia piattello, carico misero, dov'è? Eccolo là ragazzi, per voi! Grazie! Lancio questo
questo sul carico, più con questo, ecco. C'è poi chi ha fatto di questo sport un'occasione di spettacolo, eseguendo straordinarie acrobazie col fucile e con i piattelli. In questo caso si parla di tiro dinamico. Ok, per voi, ragazzi, 5 piattelli. Ok. Le donne qui presenti. Sarebbe il sogno di tutto riuscire a colpire dei bersagli in volo. Io sono la rappresentazione di questo sogno e quindi prima era un mio sogno, adesso è diventato realtà. Quindi il pubblico che mi vede sparare si medesima in me e quindi sogna, come il cacciatore è abituato a sognare. Quanto tempo ci è voluto per acquisire questa abilità? Dall'inizio e dall'infanzia. Io ho cominciato con la fionda e piano piano non sapevo neanche di averla, ma del resto anche l'erba buca l'asfalto, non sa che non può farlo. Anche le forze dell'ordine hanno voluto cogliere l'invito degli organizzatori per allestire un apposito spazio espositivo. È stata l'occasione per presentare la loro organizzazione e le attrezzature utilizzate per assicurare l'ordine pubblico. Andare a caccia per molti rappresenta un modo per stare in contatto con l'ambiente e conoscerne anche le sue risorse. La vegetazione, ad esempio, che ricopre buona parte delle campagne e delle foreste della Sardegna, un patrimonio che, come quello faunistico, va conosciuto e tutelato. Per questo la Fiera della Caccia di Macomer ha voluto dedicare uno spazio alle essenze vegetali tipiche della Sardegna, curato dall'Agenzia Forestas della Regione Sarda. La Fiera di Macomer quest'anno di novità abbiamo un calibro 410 semiautomatico in 3 versioni con canna da 71 semiautomatico con 2 caricatori in dotazione, lo diamo la possibilità almeno di non perdere tempo per poter sparare, uno si può divertire come vuole. Una canna slug con un bindellino e una bindella e tacca di mira per un tiro rapido e per la caccia al cinghiale o la caccia agli ungulati, così. E un pompa calibro sempre 410, un calibro 12 con la canna Starbore senza strozzatori per caccia specifica per colombacci, anatre, chi più ne ha più ne metta. Quest'anno abbiamo fatto una cartuccia nuova denominata Red Shock, che è un'evoluzione di un prodotto che avevamo già in gamma, la Big Game. È una palla calibro 12 aumentata in peso,
si porta a 35,5 grammi di peso del proiettile, caricata in bossola a 70, quindi un prodotto decisamente potente per questo tipo di caccia, specialmente per diciamo, selvaggine, animali di grossa mole e magari non a distanza proprio ravvicinata. Ecco. Quest'anno presentiamo 3 novità, 2 nell'ambito dell'arma liscia e una nell'ambito dell'arma rigata. Per quanto riguarda le armi ad anima liscia presentiamo il nuovo beccaccia modello Select, perciò inciso con dei legni di grado superiore, e una doppietta in calibro 410 per chiudere la gamma, visto che già facevamo il calibro 12, il 20 ed il 28. Mentre per quanto riguarda l'anima rigata presentiamo la prima carabina Bolt Action prodotta da Franchi nella sua storia e la stiamo presentando in questa fiera. Sant'Uberto è il santo protettore dei cacciatori e anche in occasione della seconda edizione della Fiera della Caccia di Macomer la figura del santo è stata onorata con la Santa Messa. Un ampio padiglione dell'area fieristica è stato dedicato alla pesca sportiva. Canne, mulinelli, mute, maschere e tanto altro. Quest'anno la grande novità è stato il simulatore di pesca a scimmano. In tanti l'hanno voluto provare. La novità principale è proprio il fatto che noi abbiamo uno spazio dedicato esclusivamente al settore pesca, sub e anche nautica, cosa che nella passata edizione non era presente. Quindi abbiamo sviluppato oltre 1000 metri quadri di esposizione con aziende che sono venute direttamente a presentare i loro prodotti. Tutte le aziende hanno delle novità che hanno proprio presentato in fiera. Ci sono aziende di pesca sportiva, costruttori di accessori e di attrezzature subacquee, anche le mute, i fucili. Noi in particolare abbiamo diverse aziende che hanno presentato, che hanno voluto Macomer come prima sede per i loro nuovi prodotti 2017. Sempre per gli appassionati della pesca sportiva, alla Fiera di Macomer una grande sorpresa, un testimonial di eccezione, Raffaele Saiello, campione di pesca in apnea. Io solitamente esco con, ho sicuramente un appoggio di un barcaiolo e poi diciamo così che nel limite del possibile, quando c'è la possibilità, ho sempre una persona in acqua con me a fare assistenza, quindi mentre io faccio quello che devo fare ho qualcuno che mi fa da angelo custode. Vogliamo ricordare dove fai base qui in Sardegna? Sì, io vivo a Mazzaccara, e, diciamo nel Sulcis, tra Sant'Antioco e Porto Scuso all'incirca. Il raduno cinofilo è stata una delle proposte che hanno suscitato parecchio interesse da parte del pubblico, anche da parte di coloro che non praticano la caccia, ma che hanno voluto ammirare le numerose razze cinofile che hanno sfilato sotto lo sguardo attento dei giudici. Non solo razze cinofile, l'Associazione Nazionale Felina Italiana ha presentato una piccola rassegna di varie razze feline presenti in Sardegna, con la possibilità per gli interessati di adottare alcuni esemplari. Ma la grande attrazione sono stati i rapaci dell'Associazione Falconieri Romani,
che per la gioia di piccoli e grandi durante le 3 giornate hanno dato prova dell'abilità di questi uccelli nel catturare le prede. Diciamo che in questo momento si può dire che è una delle poche forme di caccia riconosciute dall'UNESCO come patrimonio innaturale dell'umanità, quindi comunque sia ha un grande valore storico e diciamo che fonda le sue radici addirittura tra il 300 e il 600 d.C., quindi in pieno Medioevo, e da lì si è sviluppata fino al giorno d'oggi. Parliamo di arte, quindi immagino ci sia anche una preparazione alla base di questa attività non indifferente. Assolutamente sì, e poi noi lavoriamo chiaramente con animali selvatici, anche diciamo se hanno perso il loro stato di selvatico perché sono nati in cattività, però sono animali che debbono volare, debbono essere addestrati di continuo e ci dedichiamo parecchie ore al giorno a questo addestramento. Quindi mai improvvisarsi? Assolutamente no, è sconsigliatissimo. Tra l'altro con questi animali quello che posso dire è che ogni errore si paga e si paga spesso purtroppo con la morte dell'animale. Sono state 3 giornate intense in cui gli appassionati della caccia si sono potuti confrontare con un mondo sempre in continua evoluzione, dove anche la tecnologia ha modificato il modo di approcciarsi con l'ambiente e con l'attività venatoria. Un appuntamento che non ha deluso le aspettative degli organizzatori, i quali stanno già pensando alle future edizioni. Stiamo pensando anche di organizzare un qualcosa di biennale, perché magari capiamo che l'esborso per le aziende è importante, per gli organizzatori, insomma, e anche per non assuefare le persone. Quindi al momento mi viene in mente di dire che sarei più portato per fare una biennale. Argini, non li sfricce. È scappato tutto. Le sapricce, ma non sapone. Cioè,